Amici di Directa Sport, buon pomeriggio e buona domenica. La diretta di oggi è della 22esima giornata del campionato di promozione regionale sarda, girone B, il match del sabato che vede affrontarsi i padroni di casa del Lipunti e gli ospiti del Coghinas. Alterna e fa un lavoro a 360 gradi appunto nel rombo di centrocampo. Intanto attenzione al tiro di Meli e il gol improvviso quando sono trascorsi solo 2 minuti di gioco. Coghinas già in vantaggio, ma che gol Meli, fatto partire un siluro dal limite dell'area che si è insaccato sotto il 7, toglie le ragnatele, non poteva farci nulla Sanna nella circostanza che è 1-0 per i rossoblù. Attenzione però che c'è un calcio d'angolo sul punto di battuta. Cherchi fa girare il destro, colpo di testa, stava per finire in porta, ancora una deviazione, secondo calcio d'angolo di fila. L'occhio che Truisi ruba un altro pallone, Radovanovic ci può sparare da lì, allarga Matteucci, ce l'ha sul destro Matteucci. Da Salaris non può ricevere il pallone che va dalla parte opposta, Truisi di testa, Radovanovic non si alza, la bandierina, Radovanovic converge sul destro e poi fa partire una bella conclusione ad effetto. Sanna ci mette i pugni, Truisi mette dell'aria, dialoga sullo stretto con Meli, cercava ancora Truisi che si era mosso bene. Attenzione alle marcature in area di rigore, Cherchi va sul secondo palo su Zicchi, Carbonara respinge il pallone che resta lì in due tempi, poi Carbonara la branca in presa bassa. Radovanovic di testa, pallone che resta lì, Radovanovic, attenzione sul sinistro, Radovanovic ad un passo dal raddoppio il Coghinas con il serbo. C'è piuttosto freddo ma non piove qui a Sassari, giocatori che ci tengono in riscaldamento. Tanto Della Matta, attenzione Della Matta, è tutto buono per il 2-0 del Coghinas con Della Matta, è riuscita a stoppare il pallone, poi libero, probabilmente ha vinto anche un rimpallo, lo rivedremo dalle immagini, si è trovato tutto solo all'interno dell'area di rigore, ha trafitto per la seconda volta Sanna. Cherchi o Dieni, si allontana Cherchi, va Dieni col destro e disegna un arcobaleno Dieni che si incastona al 7. Che gol Dieni, gol straordinario dell'ex Olbia, gol strepitoso. Non Meli che la metterà di nuovo all'interno della rigore, così è, pallone su Radovanovic che sbuca, impreciso, incerto forse Sanna nell'uscita. Garcia di testa, poi la volée col mancino da lontano di Pilo. Meli sul primo palo stavolta dove è ben appostato Dieni, poi Matteucci, Radovanovic, resta giù la bandierina, è tutto buono, Radovanovic calcia, improbabile, occhio che perde palla Garcia, dietro per Dieni, poteva fare meglio sicuramente uno con la sua qualità, invece tra Garcia e Della Matta. Cherchi il pallone in mezzo, deve allontanare il Coghinas e poi la conclusione scaturita dal destro di Pireddu. Cherchi cerca il centrocampo, ha spazio il 7 per diventare verso Zinellu, pallone che arriva Alberti, può calciare, pallone di un niente fuori. Che occasione questa per i Lipunti. Matteucci prova da lontanissimo, Santiago il mago Matteucci l'ha fatto bellissimo oggi Santiago Matteucci, gol del Coghinas, una pietra tombale sulla partita. Pireddu intanto dialoga nello stretto con Zinellu che poi riceve il pallone, Zinellu ce l'ha sul mancino e la parata di Carbonara, non lo vuole far girare, poi senza fallo, ma non c'è più tempo, arriva il triplice fischio del signor Pilo.